Nell'uccisione del giudice Paolo Borsellino non fu complice solo la mafia, l'agenda rossa è stata rubata, ma non da uomini legati a clan mafiosi. L'istruttoria dibattimentale ha consentito di apprezzare una serie di elementi utili a dare concretezza alla tesi della partecipazione sia morale che materiale, a dimostrare l'ingerenza di terzi soggetti sarebbero l'anomala tempistica della strage di via D'Amelio, avvenuta solo 57 giorni da quella di Capaci, la presenza riferita dal pentito Spatuzza di una persona estranea alla mafia al momento della consegna della Fiat 126 imbottita di tritolo e la sparizione dell'agenda rossa del magistrato Paolo Borsellino a strage di via D'Amelio di altri soggetti diversi da Cosa Nostra o a gruppi di potere interessati all'eliminazione di Paolo Borsellino. Questo è quanto scrivono i giudici del Tribunale di Caltanissetta nelle motivazioni della sentenza sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio. Il processo si è concluso con la prescrizione del reato di calunnia aggravato contestato ai poliziotti Boe e Mattei e la soluzione del terzo poliziotto Ribaudo. A dimostrare l'ingerenza di terzi soggetti sarebbero l'anomala tempistica della strage di via D'Amelio, avvenuta a soli 57 giorni da quella di Capaci, la presenza riferita dal pentito Spatuzza di una persona estranea alla mafia al momento della consegna della 126 imbottita di tritolo e la sparizione dell'agenda rossa del magistrato Borsellino. A questo proposito i giudici scrivono: a meno di non ipotizzare scenari inverosimili di appartenenti a Cosa Nostra che si aggirano in mezzo a decine di esponenti delle forze dell'ordine, può ritenersi certo che la sparizione dell'agenda rossa non è riconducibile a un'attività materiale di Cosa Nostra.